Vorrei fare, come componente del comitato direttivo di questo premio e di più come architetto, una comparazione tra questi giovani che abbiamo in gara questa sera e una pagina illuminante del libro di Luigi Meneghello intitolato Fiori Italiani, nel quale descrive le storie dei giovani talenti della sua generazione e un sottotitolo, con un mazzo di nuovi fiori, che vorrei pensare rivolto anche alle attuali nuove generazioni. Scrive Meneghello: alla fine si alzò tra l'uditorio un ragazzotto dei capelli rossi, malinconico e cortese, che si mise a rimproverare il convegno che si stava svolgendo per aver trascurato un aspetto importante della vita. Noi siamo vasi di fiori, disse, voi dovete coltivarci delicatamente, farci fiorire. E poco più in là il racconto di un'altra straordinaria educazione floreale da parte del conte Gian Giorgio Trissino, che nella sua villa in costruzione appena fuori Vicenza scopre il giovane scalpellino Andrea della Gondola. Siamo intorno al 1530. Scrive Meneghello: ad ogni modo questa villa era stata di un conte locale, illustre campione di cultura urbana, e tuttavia, ora lo sappiamo, assassinato da essa. Mentre un giovane muratore che lavorava lì da lui, in villa, fosse preso un po' in giro per il suo soprannome così poco nostrano, Ciò Boccia Palladio, era poi diventato la dimostrazione vivente di come un vicentino, anche di adozione, può sedersi a cavallo della cultura urbana e farla trottare. Tutto questo per dirvi che in Meneghello c'è questa continua attenzione per i giovani intraprendenti e le intense pagine di Fiori Italiani lo raccontano. Di questo Boccia Palladio abbiamo nel territorio di Malo due straordinarie opere di architettura, una disegnata e iniziata in tarda età per Iseppo da Porto a Molina, poi interrotta, ma della quale restano le metafisiche 10 colonne patrimonio UNESCO, e l'altra la Pisa, costruita dal Palladio nel 1545, un progetto giovanile, andata completamente distrutta, squarciata da un'esplosione nel 1919, perché fatta diventare un deposito di munizioni nella Prima Guerra Mondiale. Meneghello racconta in Libra Nos a Malo della forza di quella villa giovanile del Boccia Palladio quando doveva entrare nella cantina di casa sua a Malo. La porta pesante, scrive, si chiudeva col grosso catenaccio ancora storto per le sbelle dell'aria allo scoppio della Pisa. Un'architettura del Palladio esplosa, disintegrata, della quale restano solo due foto sbiadite, e il ricordo della sbella dell'aria in quel catenaccio storto della cantina di Meneghello. Ma aprire quel catenaccio significa entrare nel mondo di storie che ci circondano e ci danno bellezza, di storie di giovani come questi presenti qui questa sera, che infuturano il mondo, come ha gettato le basi della bellezza la giovanile Villa Muzzani, che ora non c'è, ma che abbiamo intorno a noi come un'aura che ci pervade, dentro quest'aria di Malo che ci circonda e che respiriamo e che ci fa sentire unici, forse, perché quando sentiamo una folata di vento tra i nostri capelli, pensiamo che sia l'aria della bellezza che Palladio ha depositato per ben 2 volte nel territorio di Malo e che certamente Meneghello ha sentito arrivare come preludio burrascoso e straordinario dell'incipit del suo capolavoro. Si incomincia con Temporale. Buona fortuna a voi, giovani fiori italiani.